È con vero piacere che annuncio che la commissione toponomastica del comune di Licata, che ho l'onore di presiedere e che è composta da 6 componenti, la professoressa Giuseppina Incorvaia, il notaio Arianna Armenio, il geometra Lorenzo Peritore, il ragionier Pierangelo Timoneri e come componente di diritto il professor Francesco Laperna, ha provveduto nell'ultima riunione a rispondere, erano assenti 2 componenti su 6, a rispondere a quelle che sono le istanze che ci sono pervenute, l'atto di indirizzo che ci è pervenuto dal sindaco relativo all'intitolazione del museo archeologico al professor Francesco Latorre. All'unanimità la commissione ha dato un parere favorevole. Il professor Francesco Latorre, docente dell'Università di Messina, è sicuramente uno degli archeologi più importanti, più conosciuti al mondo, ed ha curato tantissimi scavi sul nostro territorio. Amava tantissimo Licata, era conosciutissimo, e quindi speriamo che presto l'intitolazione possa essere portata avanti. Nell'ultima riunione sono state deliberate, su proposta anche della vicepresidente, l'intitolazione di un'area di circolazione alla preside Giuseppina Severino, alla marchesa Maria Cannarella di Scuderi, poetessa, pittrice e scrittrice licatese, e anche abbiamo deliberato l'intitolazione di un'area di circolazione alla compianta professoressa Tullia Fiocco Ciancio, pittrice e docente licatese, molto amata. È stata anche proposta l'intitolazione a un'area di circolazione al professor Carmelo Federico, importante botanico e naturalista di origine licatese, a cui è stata intitolata anche a Palermo una biblioteca del WWF, e anche al Marò Vincenzo Nicastro, caduto in guerra. È stata una seduta davvero interessante, ma la commissione toponomastica, grazie anche al lavoro degli uffici, io ringrazio tantissimo chi negli uffici ci collabora, e collabora anche l'amministrazione comunale, che ringrazio a partire dal sindaco avvocato Angelo Balsamo per la fiducia che ci ha dato, e credo che sia i dipendenti che attualmente lavorano all'interno della nostra struttura, tra cui il geometra Ruvio, che è appunto segretario della commissione, ci hanno dato un fortissimo supporto. Ricordo che la commissione toponomastica ha sbloccato l'intitolazione di oltre 100 strade, ne ha proposto l'intitolazione nei mesi di lavoro di 24, di cui 12 donne, tra queste le 2 costituenti Bianca Bianchi e Maria Maddalena Rossi. È stato intitolato il giardino letterario ad Oriana Fallaci. Sono state intitolate delle strade tra le altre a Vita Atria, vittima della mafia, e Angela Elisa Spina, una dottoressa licatese davvero molto amata dalla nostra popolazione. È stata poi intitolata la villetta vicino il Villaggio dei Fiori, vicino allo stadio Calogero Saporito, al giudice Rosario Livatino, che già aveva intitolata una strada, e poi addirittura sono stati è stata già apposta la tabella per una strada intitolata ad un compianto parroco licatese, Don Mario Capobianco, proprio nei pressi della chiesa che lui stesso ha voluto nel quartiere Oltreponte. Si tratta di un lavoro costante che è stato fatto dalla commissione toponomastica. Naturalmente sarà nostra cura, che ho l'onore di presiedere, una commissione che ha lavorato nonostante il caldo e tantissimo, sarà nostra cura fornire ulteriori dettagli nei prossimi giorni.